Eder, Mech, Pallister. Si torna a parlare del fatto che secondo Sebastiano Liliana da te aspettava un figlio. Non c'è tanto da commentare, io l'ho già detto e lo ridirò. Con Liliana non ci siamo mai persi di vista per 40 anni, per cui è un periodo stralungo, con alti e bassi, il periodo che non ci si vedeva, ci si telefonava solo per farci gli auguri, eccetera. Nel 90 però io, a luglio 90, ho conosciuto la mia seconda moglie ed era per me una novità, è chiaro, io il farfallone glielo rendo a Sebastiano, non nego che dopo che mi sono separato e divorziato dall'80 in poi, perciò, cioè da quando ho conosciuto Liliana in poi, lei non è stata l'unica, è chiaro, se no io mi sarei legato da subito e via, se vogliamo. Questo è, io intendevo dire che se poteva succedere prima, il discorso mi poteva essere messo in dubbio, per me stesso intendo, ecco. Ma nel 90 è rotti, dopo il 90 è escluso. Io potrei escluderlo, adesso non ho fatto a quel tempo nessuna crocetta sul calendario per sapere cosa ho fatto quel giorno. X. E tu non sapevi niente di questa gravidanza, del resto Sebastiano nell'intercettazione dice Sterpin quasi sicuramente ne è all'oscuro, quindi tutto ciò rende ancora Sebastiano più credibile. Certamente no, ma io sono anche convinto di un'altra cosa, se io fossi stato veramente di mezzo, io non ero ancora sposato con la mia seconda moglie, ma ero in procinto di, mi sono sposato nel 95, io sono convintissimo che Liliana me l'avrebbe detto. E non è escluso a posteriori che poteva cambiare completamente corso la vita, anche di entrambi, perché un figlio è un figlio, insomma, il concetto è che una donna che è costretta, io non voglio neanche immaginare il senso di colpa si può sentire qualsiasi donna costretta ad abortire, cioè ammazza una vita. Obiettivamente è uguale per me, però lui non ha chiesto niente, però parola di Liliana, per quanto è stato testimoniato da tante sue amiche e conoscenti, una gli ha chiesto espressamente ma come mai non avete mai avuto figli? Sebastiano ne aveva già 2, non voleva altri. Parola di Liliana, bisogna andare in cerca, una testimonianza c'è. E il colmo è che mentre da un lato diceva che tu forse eri il padre del figlio di Liliana, dall'altro diceva che tu ti stavi inventando qualsivoglia tipo di relazione con lei. Avrebbe voluto dire allora, lui non poteva più negare che io sognavo la mia storia con Liliana come lui ha sbandierato fino a 2 mesi fa. 2 mesi fa ancora io ero un perfetto sconosciuto per quanto riguarda la mia storia con Liliana, secondo lui. E poi 10 anni fa, 20 anni fa ho messo incinta quella che doveva diventare sua moglie, così sognando, chiedo, non so, sono un extraterrestre che sognando mette incinta le donne? Cioè è una cosa che stride, ma non poco. Ma questa è appena una delle 100 incongruenze, 100 che Sebastiano ha raccontato in questi 2 anni. E nessuno si è preso la briga di, io voglio mettere in mezzo anche le telefonate che sono arrivate dalla Sicilia, per esempio. Bravissimo Claudio, questo è un dettaglio di cui abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi, molto molto importante. I cordini di quella, non è stato verificato niente di tutto questo da parte di chi doveva farlo, penso. Io non vedo l'ora di apprendere che sono state condotte o cominciano ad essere condotte delle verifiche serie. Cosa che secondo me non è stato fatto, se no un qualcosa emergeva. Lui perché intendeva dire che io con Liliana non avevo una storia? Perché se no sarebbe stato per tutti un movente eventualmente di, chiamiamolo omicidio, io non ho mai puntato nessun dito. Sono convintissimo che Sebastiano sa la storia di Liliana fino all'ultimo giorno suo. Il dato in sé non è un dato rilevante perché comunque è qualcosa che è accaduto 40 anni fa, però 30 anni fa, mi scusi, però bisogna fare una precisazione, sono tutti elementi questi che sono nel fascicolo, cioè noi non li abbiamo tirati fuori così da un cilindro e quindi qual è la richiesta che fa la famiglia? Perché la famiglia di Lilli non crede assolutamente all'omicidio, così come la mia cliente, non crede al suicidio assolutamente. E quindi si ritiene assolutamente che sia successo qualcosa di diverso a Liliana, senza puntare il dito nei confronti di nessuno fino a quando non ci saranno degli elementi certi, però quello che noi chiediamo è di verificare ogni elemento presente nel fascicolo, perché se è un GIP ha accolto la nostra opposizione alla richiesta di archiviazione, poi indicando ben 25 punti
da approfondire, non soltanto la questione relativa tecnica all'autopsia e tutto quello che gira intorno a questo accertamento, però ci sono tutta una serie di accertamenti che invece devono approfondire quello che è accaduto a Liliana, e sta emergendo in modo significativo, anche grazie ad una testimonianza che abbiamo acquisito negli ultimi tempi, che i rapporti tra Sebastiano e Liliana non erano quelli idilliaci descritti da quest'ultimo. Quindi, ripeto, non vuol dire nulla, però gli approfondimenti vanno fatti. Così la stessa cosa con la relazione con Claudio. C'è una testimonianza dell'agosto 2021 che afferma che nel momento in cui si parlava e si diceva che Liliana andava a stirare le camicie a Claudio, Sebastiano era stizzito, quindi era molto consapevole dell'esistenza di questa relazione speciale. Quindi siamo noi i primi a dire: Sebastiano ad oggi non è indagato, Sebastiano assolutamente è persona offesa, però bisogna fare un accertamento a 360 gradi. Il procedimento è stato iscritto dopo l'intervento del GIP, non soltanto per sequestro di persona, ma per omicidio. Stiamo cercando di recuperare tutte quelle attività che sono state fatte in ritardo in modo pure lacunoso, perché un GIP è difficile che accolga una richiesta e che disponga per ben 25 punti di approfondimento. Cioè è una storia ancora da scrivere, Quali sono gli aspetti, Claudio, che non ti convincono? Tutti questi che sono stati già elencati, dal primissimo proprio lui ha sempre detto che era una situazione idilliaca, invece non era vero da anni. E io l'ho detto dal primo giorno. Cioè Liliana purtroppo per lei mi ha raccontato tutto ed era convinta di non voler lasciare il marito in braghe di tela. Così lei è finita in un cappotto di legno per fare questo. Bisogna considerare questo. Lei non voleva lasciare il marito in braghe di tela. E com'è finita per non voler fare questo? Sarebbe stato molto meglio che se ne fregasse e se ne andasse per conto suo. È impensabile che lei si sia suicidata, per me, in principio, né lo stesso giorno e tantomeno il giorno 2 o 3 quando vogliono mettere dentro la data di morte. Sarà importantissimi questi esami che io voglio sperare che la dottoressa Cattaneo riesca a fare un lavoro veramente certosino per sapere, primo, come è morta Liliana e soprattutto quando. Io sono convintissimo che il giorno 14 dicembre lei ha cessato di vivere e se no comunque non ha potuto più disporre di se stessa, perché se no si faceva in 8, non in 4 per avvertirmi. Noi ci sentivamo tutti i giorni, ci siamo sentiti qualche volta anche 3, 4, 5 volte al giorno. Nel mese di dicembre, ultimo suo mese di vita, ci siamo sentiti solamente 7 giorni su 14. Lei è morta il 14. Dei 7 giorni che ci siamo sentiti, lei ha chiamato me 14 volte e io a lei 3. E 2 volte lei si è fermata in casa mia, ho il minuto per minuto, dalle 8:15, 9 alle 3 del pomeriggio. 6 ore in casa mia a stirare? Cioè, siamo grandi oppure bambinetti che uno stira per 6 ore le camicie di tutto il reggimento? Quanto riguarda la GoPro, io voglio sperare che venga fatto un esame completo su quella GoPro di quel giorno. Perché lui ha affermato, e questo è sfuggito forse ai più, lui ha affermato che la mattina alle 9 è andato a consegnare dei coltelli nella Galleria Rosoni, mentre invece lui era stato la sera prima alle 18. Lui alle 9 si trovava esattamente dove avrebbe dovuto essere Liliana, cioè alla Wind alle 9. Lui è stato localizzato là prima di andare e dopo è rimasto 3 ore nel suo laboratorio col telefono spento. Come mai? Prima e unica volta nella vita che ha spento il telefono. Il subio è lampante. Lui, anziché essere a consegnare i coltelli alle 9, era in via Battista dove c'è la Wind ad aspettare che o comunque poteva percorrere quel tratto di strada, in parole povere. Questo è, cioè la geolocalizzazione del suo telefono è quella. Poi ci sono un sacco di altre che devono essere, secondo me, voglio sperare che venga fatto geolocalizzazioni del suo telefono. Nei giorni precedenti, il giorno 6 e 9 mi sembra di dicembre, lui si è soffermato per 6 ore a Padriciano. È scritto nelle celle, io l'ho saputo perché una persona che si è appassionato del fatto ha scartabellato tutto il faldone.
e ha trovato che per 6 ore Sebastiano era fermo il giorno 6 e il giorno 9 di dicembre a Padriciano. E come mai la procura, nonostante tutto ciò, non fa niente? Ma perché lei si è suicidata, punto e basta per la procura. Non hanno voluto prendere in considerazione neanche la minima possibilità che potesse non essere suicidio. Questo è successo. Ancora oggi in procura c'è un sacco di gente che dice tanto lei è suicidata, tutto questo lavoro lo facciamo per niente. Questo è. Io voglio sperare che le nuove indagini siano precise, partano da lontano e vengano svolte come doveva essere già fatto e non è stato fatto. E tutte le attenuanti del mondo, io l'ho detto dall'inizio, eravamo in periodo Covid, la procura e tutti erano in sottorganico, un sacco di ammalati, gente senza Green Pass, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto vero. Però prima di chiudere il fascicolo sono passati 1 anno e mezzo. In 1 anno e mezzo, 2500 pagine, solo da scrivere era. Io sono stato accusato di fare come si può chiamare, lui 2 giorni dopo o 3, cioè con Liliana semplicemente scomparsa, poteva essere, secondo le nostre speranze, mia e di suo fratello, ricoverata presso o un'amica o una cugina, cioè fuggita da casa per lasciare acquietarsi le acque, e invece purtroppo per me non c'era più, ma lui ha sbandierato 2 giorni dopo: io per quel giorno ho un alibi perfetto. Come mai? Come te lo so il procurato e perché? Lui si è procurato un alibi perfetto per il giorno 14. Che cavolo gli serviva? Il mio alibi è quello che è, cioè sono a casa che aspetto Liliana, non arriva, vado a cercarla 2 volte, dopo telefono a Salvo, eccetera. Il mio 14 dicembre è quello. Ma Sebastiano dice che l'hai sconvolta tu con quella telefonata. Lei non è sconvolta per niente, l'ho detto subito, normalissima, è durato poco perché lei doveva sbrigarsi per uscire prima possibile, e invece io temo che lei perfino possa non essere uscita da casa. Non credo che quella intercettata a telecamere sia lei. Avete chiesto nuove indagini sugli strani spostamenti della mattina del 14 di Sebastiano? Assolutamente sì, e sono state anche accolte queste richieste. Fa parte di questi 25 punti di cui dicevo, però vorrei sottolineare che secondo me l'elemento che ha fatto da spartiacque in questa vicenda sono le risultanze dell'autopsia. Sono quelle che hanno poi portato la procura a fare queste affermazioni, e noi invece abbiamo un pool di consulenti importanti, fra cui il professor Fineschi, che ci dice qualcosa di completamente diverso, cioè Liliana è morta presumibilmente a seguito di una morte, insomma c'è stata una colluttazione, ci sono dei segni chiari di questa colluttazione, e quindi è da lì che poi bisogna ripartire. Ecco perché confidiamo molto su questa nuova indagine che si è avviata, anche se personalmente ho partecipato all'accertamento, quindi quando è stata riaperta, insomma, la bara e quant'altro, non sarà semplice, non sarà facile, perché comunque le condizioni del cadavere di Lili non erano delle migliori. Però bisogna fare questo tipo di valutazioni, bisogna ancora continuare ad indagare, perché non è questa la storia di Lili. Lei è inutile nasconderlo, lei è stata pestata, ha ricevuto pugni e schiaffi, ha segni in tutto il volto. È una cosa che a me personalmente non avevo nessun diritto però marito e soprattutto parenti, perché il marito è trovato per caso, lo si può cambiare ogni 2 anni. Il fratello, abbiamo dormito nella stessa pancia, al fratello e la cugina, eccetera, non è stato permesso di vederla. Gli hanno fatto vedere la fotocopia di una foto, persino brutta, sfocata, dove si intravedeva qualche colpo, ma lei era pestata seriamente. Io voglio sperare che questo emerga. Addirittura la procura ha voluto dire che lei i segni se li è procurati sbattendo contro i tronchi degli alberi. Non è assurdo, questa è una cosa indegna di essere detta per me. Non possono venire a dire io sono l'ultima ruota del carro. Non ho diritti. La procura può sbagliare come tutti, anche la procura può sbagliare. Ci sono tante ipotesi. Io purtroppo non ho visto niente, ma ho sentito che lei si stringeva a sé il giubbotto, e io temo che lei non sia morta in poco tempo, intendo, ecco, che sia stata
tenuta in qualche ambiente freddo, forse ancora viva, anche se incosciente, perché secondo me ha sofferto il freddo. La posizione era anche di ripararsi dal freddo, per cui potrebbe essere perfino deceduta per ipotermia, per esempio. Ma io considero un'altra cosa importantissima: la messa in scena è una messa in scena, l'ho detto già da subito, a gennaio 22 io dicevo che il suo ritrovamento in questa maniera era una messa in scena. Se fosse stata interpretata questa il 16 di dicembre poteva ingannare forse anche me, anche se non avrei mai creduto che Liliana si potesse suicidare con i programmi e progetti di vita che avevamo. Escluso, io l'ho detto da subito, se la vedo suicidarsi non ci credo, ma poi lei va a suicidarsi e prima si alza un'ora prima per fare il bucato e stenderlo e poi porta via, non l'aveva mai fatto, lo portava sempre Sebastiano, ha portato via lei le immondizie, quella non è Liliana. Qualcuno parla di bidoni e qualcuno parla di imbuto. Ma quale imbuto? Lei aveva già scelto, cercava da mesi come divorziare. Da mesi noi abbiamo cambiato la nostra vita e lei la sua completamente da settembre-ottobre in poi, negli ultimi 2 mesi. Questo viene testimoniato dalle nostre intercettazioni sia di WhatsApp, di messaggi che di telefonate. Pochi si sono scambiati tante telefonate come noi in quei 2 o 3 mesi. Improvvisamente mi sento molto più vecchio di quello che ero un paio d'anni fa e il solo semplice rimanere in piedi per mezz'ora comincia a pesarmi. Lo faccio per Lilli, io voglio la verità per Lilli, dopo posso crepare ieri. L'ho detto quando lei è morta. Io potevo andarmene dietro a lei, ma prima voglio la verità. Se non era per tutti voi, Lilli era già dimenticata. Se non era per tutti voi, Lilli a quest'ora era già morta, sepolta, coperta, dimenticata. Voi avete tenuto vivo e vi ringrazio questo fatto. Ecco, e anche grazie a voi che siamo ancora qua ad aspettare la verità. Se no la verità era quella fasulla che voleva esserci proposta di lei si è suicidata, punto e basta. Lei non può essersi suicidata e spero che sia la primissima cosa che emerga dalle analisi che deve fare la dottoressa Cattaneo. Porta come e quando? 14 dicembre e non suicidata. Da tutte le novità degli ultimi giorni, la certezza che sembra uscire è che Sebastiano sapeva di Sterpin da molto tempo. Finalmente, io lo stavo dicendo da un paio d'anni, da subito io ho detto che Sebastiano non poteva non sapere di noi, perché lei qualcosa gli aveva già detto, al di là del fatto che ha negato di sapere chi sono mentre ci faceva le fotografie continuamente, per dire, almeno un qualcuno ero, ecco, se non proprio l'amante che io mi sono assunto l'incarico di dire che sono dopo quantomeno dal 2021 in poi, eccolo, mettiamo 2021 inizio come funerale di mia moglie alle 9, lei al 9 di gennaio, lei ci ho pensato dopo, lei si sarà trovata, vista, immaginata la porta aperta nei miei confronti ed sono cambiate le cose, hanno cominciato a cambiare le cose tra di noi, nel senso di considerarle più serie, intendo evidentemente, dal 21 in poi, con l'anno 2021. Poi dopo che sono tornati dalle ferie, come ho già detto e ripetuto, gli incontri tra di noi si sono intensificati, hanno durato molto di più, soprattutto negli ultimi 2 mesi se vogliamo, perché lei il 25 ottobre del 21 mi ha ricordato come noi ci si conosceva da 42 anni, abbiamo fatto la maratona, ha detto. Intanto il tema, giustamente ribadisco anch'io, che è serissimo, perché come è stato detto prima per l'altro caso, quello che precedente, un aborto vuol dire uccidere un bimbo e sono d'accordo. Per cui già l'atto di per sé si spiega, non ha bisogno di commenti, intendo. Mentre invece per quanto riguarda le 2 date io non posso essere certo di non essere il padre del primo aborto, ma non
non lo credo probabile perché era il periodo in cui con Liliana mi frequentavo saltuariamente, ma ero separato ormai dalla prima moglie, proprio in fase di divorzio, ero liberissimo e come ha detto Sebastiano non è che ero un farfallone, ma un paio di innamoramenti mi sono ritrovato ad avere, ecco, nei confronti invece di Liliana, che lei probabilmente era più innamorata di me che non viceversa, obiettivamente parlando, perché ho scoperto anni dopo che lei non mi ha mai dimenticato. Se mi ricordo, il 25 ottobre del 21, mi ricorda che abbiamo fatto conoscenza 42 anni prima, abbiamo fatto la maratona, ha detto, ieri abbiamo fatto la maratona perché era il 25 ottobre del 21, noi ci siamo conosciuti nel 79, 42 anni fa. Una che ti ricorda 42 anni dopo che ti sei conosciuto 42 anni prima, avrà un qualcosa dentro o no? Chiedo. Ed è la prima sensazione. Non potrei dire sì o no perché non ho idea. L'85 è un anno intero, io non ho fatto nessuna crocetta su nessun calendario delle cose che ho fatto 40 anni fa, neanche quelle di ieri, immaginarsi per capirsi. Per cui non posso dire sì o no per quanto riguarda la prima gravidanza. Mentre sono certo di poter dire no alla seconda perché ho conosciuto la mia seconda moglie nel luglio del 90, ci siamo sposati nel 95 e in quel periodo con Liliana ci siamo veramente non frequentati, secondo me, perché ero troppo preso di quella che sarebbe diventata mia moglie e non mi avanzava né tempo né altro per trovarmi con Liliana saltuariamente. L'interruzione della prima, io la considero improbabile, 85, la considero improbabile perché sono certo che per come anche se anni dopo ho scoperto che ero importante per Liliana, mi sono convinto a questo punto che me lo avrebbe detto. Quella del 93 la escluderei proprio in assoluto, proprio per questo motivo. Io ero troppo preso di mia moglie per andare a fare figli con altre, e soprattutto dimostra una volta di più che comunque mi fossi frequentato con Liliana per bocca di Sebastiano, vuol dire che qualche conoscenza c'era o no? Oppure lui ha detto che io mi sono inventato tutto, un inventore anche tanto quanto serve per mettere incinta una da lontano? Un reato personale. Voi ve ne accorgete oggi che lui nega tutto, io lo sto dicendo da più di 2 anni. Sebastiano da sempre, da subito, ha detto, ci ha detto tutto e il contrario di tutto per quanto riguarda tutto quello che lui ha fatto, modo di comportarsi eccetera, quantomeno in questi ultimi 2 anni o più. Ma io considero che lo ha fatto per tutta la vita a questo punto, non per denigrare uno, ma è il suo modo di fare. Intanto bisogna dire a Sebastiano che i famosi 57 passi di cui lui tanto parla durante quei 16 minuti, lei non li ha fatti a casa, ma era al numero 77 di Via Giulia. Le cellule telefoniche la mettono là, per cui non era in casa. Camminava come una bestia in gabbia, ma era al Giulia, che è il nostro supermercato, 500 metri sotto casa loro. È localizzata là, questo per quanto riguarda i famosi 16 minuti. Subito dopo vorrei chiedere a Sebastiano cosa pensa che noi abbiamo potuto fare nelle 2 volte nel mese di dicembre. Dunque il dicembre per lei purtroppo è stato l'ultimo dei mesi e del periodo che ha vissuto. Loro sono stati via da Trieste su 14 giorni, perché lei 14 è scomparsa, sono rimasti a Trieste 7 giorni, perché erano via l'1, il 2 e il 3 di dicembre, l'8 e poi di nuovo altri 3 giorni la settimana successiva, il weekend. Ecco. Lei è venuta in casa mia in quelle 2 settimane 2 volte per fermarsi 6 ore. 6 ore in casa mia. Non è importante sapere cosa ci siamo detti e fatti in 6 ore anziché in 16 minuti? Domando a Sebastiano. Noi in quei 16 minuti abbiamo semplicemente parlato di quello che faremo 3 giorni dopo, che dovevamo andarcene per conto nostro. Nel mese di dicembre, ripeto, noi ci siamo sentiti 17 volte, è scritto sui tabulati.
In 17 volte che ci siamo sentiti per telefono, lei mi ha chiamato 14 volte, io a lei 3. E Sebastiano viene a chiedermi cosa ci siamo detti in 16 minuti. E le 6 ore del giorno 6 dicembre e le altre 6 ore dell'altro giorno, dell'altro martedì, che si è fermata in casa mia 6 ore, cos'è che ci siamo detti? Per favore. Come mai non c'era però prenotato nessun albergo? Non serviva l'albergo, lo avrei prenotato io 2 giorni. Quell'albergo dove dovevamo andare, se andavamo là, potevamo andare in qualsiasi posto. Per noi poteva andare bene anche una tenda, basta rimanere insieme. L'albergo io l'avrei prenotato il giovedì, perché era più che sufficiente, perché ci sono andato già più volte, Va bene. anche anni precedenti con mia moglie e in compagnie. Si prenota il giovedì l'albergo dove io dovevo andare a fare il weekend, perché lo tengono aperti, è una località di mare, ma per non chiuderla formano nel periodo di chiusura della stagione estiva, loro le feste di novembre, le feste di Natale, Capodanno, attorno a Pasqua, eccetera, formano dei fine settimana convenientissimi, ecco, dove io ci sono andato Va più bene. volte. Si prenota il giovedì. Come mai Sebastiano, nonostante tutto ciò, non è indagato? E vabbè, non è colpa nostra. Io non voglio, cioè, Sebastiano non è indagato, ma non è colpa nostra. Io la butto là, però nessuno è indagato. Perché tanto lei si è suicidata, io attendo esclusivamente la verità sulla fine di Liliana. Subito dopo, in quel preciso momento, potrei morire. Mi interessa un piffero di questa vita, da quando lei è scomparsa, però vivo e lotto, soprattutto, per non dire esclusivamente, per sapere la verità sulla fine di Liliana, che non si è suicidata. Questa notizia mi è giunta nuovissima, evidentemente, non adesso, ma da qualche tempo che circola. Quella è la storia, intendo, delle foto contenute in quell'hard disk, ma evidentemente lui ci seguiva chissà da quando, da 20 anni, non so cosa dire. È chiaro che lui, essendo fotografo, avrà lavorato con teleobiettivi, probabilmente ci riprendeva anche a distanze di centinaia di metri, obiettivamente parlando. 3 giorni fa io ho fatto la festa degli 85 anni, avevo con me parenti stretti, chiaramente, e gli amici più cari, eravamo una trentina o poco meno. Tutti, ognuno di questi aveva come ricordo per la serata, ma è servito per mettere il primo, che era un brodo istriano, brodo di gallina, aveva la ciotoletta con su scritto il mio Claudio 85 da una parte e il suo nome dall'altra. Sulla mia ciotoletta, che ce l'ho ancora a casa, il mio nome è stato sostituito da 3 cuori, lo dico perché è ufficiale, in rosso i 3 cuori, e all'interno dei 3 cuori c'era una G, una P, una L, e sono le iniziali della mia prima moglie, della seconda e di Liliana. Quella era la mia ciotola, per capirci. Non è spirito, Claudio è fatto così, non c'è nessuno spirito, nessuna invenzione, nessuna recita. Io sono così. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.